Today we are going to explain our event. Scusi, è giusto qua via Spalato? Lei è sempre così ironico. Sì. Ho trovato una persona che è arrivata qua direttamente dalla stazione di Udine. E cosa fai dalla stazione allo stadio? Sono venuta a fare un'intervista con Omar Costantini. Io ho titolato, mi sono permesso di titolare Orioles Borgo Stazione vista da Marco Orioles. Quale onore, diciamo che io sono un residente, ma soprattutto sono una persona che quel quartiere lo frequenta da 40 anni, cioè da quando era studente. È un quartiere che ha cambiato nome da quando sono arrivati gli stranieri, perché fino a poco tempo fa lo chiamavamo tutti quartiere delle Magnolie. Ci sono le Magnolie, sono fiorite e le abbiamo festeggiate appunto qualche giorno fa. Questo borgo stazione che noi cerchiamo di raccontare, io lo faccio con l'iPhone, con i libri, con i reportage, perché è un quartiere molto ricco, molto complesso, con tantissimi segreti, niente affatto diciamo clandestini, segreti semplicemente perché in questi 30 anni in cui le comunità immigrate si sono radicate lì si è parlato d'altro. È un fazzoletto di cemento piccolissimo, poche centinaia di metri quadrati, appena 11 vie, abitati da 2200 persone, al 40% stranieri, ma gli stranieri sono maggioranza in 2 vie. Ecco, è un posto piccolo ma dove si condensa la ricchezza di tutti i 5 continenti di questo mondo interconnesso e 64 paesi che coabitano appunto in questo condominio, ripeto, piccolissimo, dove tutti si toccano, si conoscono, conosciamo anche le persone diciamo che fanno cose poco gradevoli, ecco, e cerchiamo anche di parlarci. E io fatico a trovare con i miei video anche le parole per raccontare 2 moschee, un emporio multiculturale, scambi, un bar che è un posto pazzesco dove frequentato da una clientela di mezzo mondo, dove però tutti parlano italiano. Senta, a proposito di moschee, mi permetta, Prego, si parla sì. di moschee o di centro culturale di aggregazione? Ma i fedeli la chiamano moschea, perché io faccio sempre questo paragone, diciamo che i cristiani 2000 anni fa nelle catacombe vivevano quei luoghi con lo stesso senso del sacro con cui i musulmani oggi si riuniscono in ex supermercati, officine, riadattati, qualche tappeto. Cioè l'Islam si è radicato abbastanza pacificamente, direi, nella nostra città. Per inciso, quando io racconto i video che arrivano nel Bangladesh, in Medio Oriente, la gente mi ringrazia perché vede che in questi 2 luoghi del ghetto di Udine, Borgo Mondo lo chiamiamo noi perché è il nome più bello, e ci sono musulmani di 50 nazionalità che pregano insieme sotto lo stesso tetto, cioè di nazioni che normalmente si odiano. Udine, insomma, io ci sono nato e me la ricordo come era 40 anni fa, era molto diversa. Io ho scritto un libro sull'immigrazione in questa città che comincia così. 30 anni fa c'erano 600 stranieri qua a Udine, cioè era una rarità. È chiaro che tu hai uno shock culturale quando un quartiere, per motivi che ancora non conosciamo, mi piacerebbe saperlo, viene eletto come luogo dell'abitare, del convivere, del commerciare, dell'interagire e di tutto il resto da comunità nuove che parlano lingue astruse. Magari ad alta voce mi metto nei panni dei residenti che intervistavo 15 anni fa in un vecchio canale YouTube. Un tono di voce direi vispo. Ma è sempre così per loro, è normale, cioè io le prime volte infatti mi preoccupavo, andavo a controllare per vedere se era il caso di chiamare la polizia. Mi confidavano il loro sconcerto nel trovarsi di fronte a capannelli di persone che più o meno apparivano Zulu. Ecco, questo è lo shock culturale di questa città. Di tutte le nazionalità, quelli che vieni da me è un volentieri. Non si ricorda bene che negli anni 80, ma anche negli anni 70, come lei giustamente ha sottolineato, c'era già una sorta di giungla non, diciamo così, fuori controllo. In questo caso erano italiani. Noi operiamo in quel quartiere proprio perché è un luogo assolutamente affascinante nel suo essere così, diciamo, poliedrico, per usare un eufemismo. E io ricordo che nella festa che abbiamo organizzato sabato scorso, che era piena di gente ed è un bel messaggio, abbiamo letto il testo di un giornalista del principale quotidiano di Udine,
Udine che era in servizio nel 1970, quando dovette preparare la prima pagina del giorno dopo, il primo arresto per droga mai avvenuto in Friuli, proprio in Borgo Stazione, un bar che oggi non c'è più, è diventato un kebab, simpatica questa cosa. Tra gli anni 60 e 70 il cosiddetto Borgo Stazione era il regno della prostituzione e del contrabbando. Conoscevamo bene, almeno di vista, non personalmente, la fauna di quelle ore. Tante signorine disponibili e tanti uomini con stecche di sigarette nascoste nella borsa da offrirti a prezzi concorrenziali, e anche tanta criminalità. Risale a quegli anni l'omicidio di Irene Belletti, una prostituta di 35 anni uccisa a pugnalate. Ne seguirono altri che fecero nascere l'idea del serial killer. Io stesso, giovanissimo, andavo a mezzanotte a comprare le sigarette al Bar Mexico e mi trovavo con una fauna decisamente stimolante. E poi è successo un po' di tutto e noi ci stiamo così permettendo di raccontare a questa città che ha un po' abbandonato anche all'esercito questo quartiere, stiamo permettendo di raccontare tante storie intrecciate di un quartiere che ancora forse non conosciamo bene. E quindi diciamo, secondo me si può fare. Ecco, noi con una piccola festa fatta in piena sicurezza, in tanta allegria, gente venuta da fuori, musica, i Frizzi Comini Tonazzi che cantavano il friulano, musica colombiana, abbiamo dimostrato che lo si può vivere in modo autentico quel quartiere. Sono convinto che in Borgomondo riusciamo a trovare 11 giocatori che battono l'Udinese per 10-0. Last week we organized a beautiful event about different cultures. Ho trovato una persona che è arrivata qua direttamente dalla stazione di Udine.